Un sipario di frange bianche che rimane sempre chiuso e va in scena la libertà di seguire i propri sogni. È una storia di impegno, di fatica, di affermazione profonda della persona, quella di Alfonsina Morini Strada. Una storia che pochi conoscono, perché ancora oggi certi stereotipi del passato sono duri a morire. Le donne non gridano, sussurrano. Le donne non corrono, passeggiano. Non perché lo sport non sia oggi una conquista femminile, anzi. Alfonsina Morini è figlia di una famiglia numerosa e di umili origini, ma soprattutto è una sportiva, una ciclista che inizia ad andare in bicicletta di nascosto perché alle donne non è consentito. La morale impone alle signorine ben altre regole e ben altre incombenze, anche altri passatempi per chi può permetterselo. Ma mostrare le gambe, indossare pantaloncini corti, stringere i denti per lo sforzo e la fatica e gareggiare con gli uomini è considerato sconveniente. Lei ce la mette tutta, infrange ogni tabù, si allena duramente per anni e si misura con i maschi al Giro d'Italia del 1924, unica donna nella storia ad essere ammessa alla corsa. Quanto è attuale oggi la figura di Alfonsina? La storia di Alfonsina è una storia di 100 anni fa, ma purtroppo è brutto dirlo, ma tante cose non sono cambiate, nel senso che comunque sia le donne non hanno gli stessi diritti degli uomini, anche solo appunto a livello sportivo, spesso non sono professioniste, mentre gli uomini lo sono, gli stipendi sono diversi, mentre hanno le stesse qualità, a volte anche superiori a quelle degli uomini. E quindi se una donna è forte e indipendente viene considerata una stranezza perché non è nella norma. Quindi diciamo che la storia di Alfonsina è davvero molto forte e attuale, anche nel fatto che è una storia che si dimentica con rapidità. Lo spettacolo si apre con la pattumiera della storia, che è una pattumiera dove stanno tutte le storie che vengono poi dimenticate. E da questa pattumiera tiriamo fuori la storia di Alfonsina, che è stata una pioniera, ma che effettivamente non è un personaggio così conosciuto. Non è conosciuta come i campioni ciclisti maschi della sua epoca, perché era comunque una cosa un po' eccezionale e non rientrava neanche in quella storia lì, ma più in generale nella storia delle rivoluzioni, forse. Negli anni del fascismo, Alfonsina Morini dovette scontrarsi con pregiudizi, con il disprezzo della gente, con le critiche del mondo. Amata e ammirata di nascosto, morta dimenticata e in miseria. Una storia straordinaria che oggi rivive grazie ad uno spettacolo teatrale andato in scena a Vittorio Veneto. Un'occasione interessante, unica, per accompagnare con un messaggio culturale profondo la nuova edizione del Giro Rosa, che passa anche per il Veneto e che, grazie al gruppo bancario Icrea e alle BCC coinvolte, porta le atlete del ciclismo sulle nostre strade. Tutte le manifestazioni legate al Giro abbiamo provato a declinarle comunque per il territorio, in questo caso la zona di Vittorio Veneto, e quindi non solo la tappa del Giro in rosa, Icrea, ma anche delle attività di avvicinamento come il teatro di questa sera, tutte declinate al femminile e per noi molto importante il coinvolgimento anche del centro antiviolenza qui di Vittorio Veneto. Con l'attività che abbiamo svolto fin dall'inizio in partnership col Comune abbiamo individuato comunque questa associazione da portare con noi nelle varie iniziative per promuoverla, per farla conoscere a tutti e quindi per utilizzare, come in questo caso, un'attività molto importante dal punto di vista della risonanza, però per portare un valore aggiunto anche a questo territorio che aveva bisogno di far conoscere questa nuova associazione. Una passione che rivive anche con iniziative parallele curate da Banca della Marca nel territorio di Vittorio Veneto e da Banca San Giorgio V Valleagno nel territorio vicentino. Il nostro istituto ha deciso di valorizzare le figure femminili del passato e anche noi dipendenti in questa filiale nuova inaugurata da poco abbiamo davvero un grande piacere di ospitare questa mostra che mette in risalto le figure femminili del passato che si sono
contraddistinte per quanto riguarda motivi di carattere professionale, artistico e culturale nella storia d'Italia.